Come sapete, siamo qui per questo quarto incontro sulla mia elezione da Treviso a UNESCO e come sapete siamo ospitati alla proposta, buongiorno. Patrimonio UNESCO del Collegio del Prosecco con i piani di Palazzo Sì. Io mi chiamo Stefano Landi, magari mi presenterò un pochino meglio dopo. Mi occupo di turismo e ospitalità da parecchio con diverso ruolo. Forse più Ho chiuso il microfono? Sì, Con diverse ruoli e posizioni di cui vi racconterò, ma mi racconto molto bene con questo territorio perché sono uno dei collaboratori dei richiami strategici della regione del Novembre. Abbiamo parlato durante lo scorso incontro di turismo accessibile e di digitale del turismo con open destra in particolare. Caterina Parlante, Deni Cianini, turismo accessibile e con open destra per ragionare di un ecosistema digitale che non basta più trattare il digitale come uno strumento, ma è in sostanza un modo in cui siamo tutti a mollo, come direbbero a Roma, tutti a bagno, per forza dobbiamo starci dentro e imparare le nuove certe. Vi do una piccola nota tecnica prima che i lavori prendano il via e ci spunta. Subito dopo abbiamo una visita guidata al museo, in due gruppi saremo divisi e quindi vediamo tra un attimo. E ricordo che il venerdì del 4 novembre si vedrà a Villa Branzolini a Pieve di Solivo per il convegno finale e la consegna dei patenti. A questo punto ho finito la mia presentazione, vi presento, ma conoscete meglio di me, Mirella Bagliata, sindaco di Vittorio Veneto, e la ringraziamo anche per averci ospitato, se dovete dire brevissimo. Quindi, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto per noi, Comune di Vittorio Veneto, è un piacere ospitarvi e quando c'è stata chiesta appunto disponibilità l'abbiamo data immediatamente perché innanzitutto facciamo i complimenti a questa iniziativa. Saluto anche il presidente ASPOM di Vittorio Veneto, Partata, e saluto anche i relatori che interverranno a breve. E saluto tutti voi. Dicevo, abbiamo assolutamente consentito appunto l'utilizzo di questa sala perché crediamo nella proposta di queste serate che state facendo, questi incontri, e in particolar modo sulla questione appunto relativa al discorso del turismo in generale, che sarà poi questa nuova sfida, no? Che dobbiamo affrontare sui nostri territori, che è partita, oserei dire, da un bel po' di tempo, che comunque ha necessità di essere affrontata tutti assieme, sto parlando sia dalla parte privata e sia dalla parte pubblica, quindi enti locali e regione, e sempre di più è necessario appunto fare sinergia, come si sta cercando di fare, e mettere in atto tutta una serie di strumenti per far sì che questo percorso, questa opportunità che ci viene offerta grazie al nostro patrimonio ambientale, oserei dire, riusciamo a coglierla al meglio. Ecco, su questo vorrei dire solo due considerazioni. Quella relativa al discorso del patrimonio UNESCO Colline del Prosecco con Eliano Valduriadene, che come obiettivi che ci stiamo un po' dando è quello di far conoscere questo territorio UNESCO anche ai propri cittadini, oltre che farlo conoscere all'esterno, come già sta avvenendo, come lo sta facendo bene il patrimonio dell'UNESCO, l'associazione, è quello anche però di radicarlo un po' nel territorio, perché rischiamo che i nostri concittadini alle volte non sanno di essere all'interno di questo sistema, no? Quindi tra gli obiettivi appunto che si sono prefissati adesso l'associazione del patrimonio per l'UNESCO è proprio quello di renderlo, voglio dire, di far sì che ognuno di noi diventi il patrimonio nostro. Questo è il primo obiettivo. La seconda cosa che volevo dire, come amministrazione comunale, e penso che anche le altre amministrazioni comunali del territorio, stiamo cercando di attuare degli strumenti che siano più, voglio dire, scientifici possibili, perdonate il termine. Voglio dire che non siano spot. Stiamo lavorando sul distretto unico del commercio, dove alcuni comuni già lo stanno facendo, mi viene in mente Oderzo, Treviso, non ci sono fatto questi percorsi. Noi li stiamo attuando adesso
e penso che le amministrazioni comunali possono fare bene anche su questo. E quindi ecco, il mio augurio è di continuare a lavorare tutti assieme, di lavorare in modo, ripeto, strutturale, oserei dire scientifico, perché se lavoriamo solo per spot è difficile, ripeto, a perseguire gli obiettivi. Quindi ecco, volevo dire quello anche che stiamo facendo noi come amministrazione. Grazie e vi auguro una buona giornata. Io alle 15:45 tolgo il disturbo. Grazie. Sì. Un disturbo No. magari che stasse con noi, un attimo solo che voglio fare un commento, perché io sono un professionista dell'interruzione e della chiosa. Nelle parole del sindaco c'era già una delle cose fondamentali che dobbiamo condividere. Praticamente noi possiamo anche scegliere se fare o non fare turismo, ma siamo in una china inevitabile. C'è un dato che forse noi c'è un dato che forse noi non padroneggiamo, ma per ricordare. In Italia su 100 lavoratori, 75 lavorano nel terziario. Noi ci siamo interpretati, teniamo, mia mamma è una contadina, no? Siamo passati per le fabbriche e adesso siamo tutti o quasi 3/4 nel terziario. Di questo terziario la fetta fondamentale è il telefono, che vuol dire le attività di accoglienza di persone che sono fuori casa, vuol dire tante cose che vedremo meglio in seguito, ma anche se noi non volessimo farlo, il turismo ci prende come il terziario ci ha preso. Credo che questo senso di inevitabilità sia esattamente quello che spinge il sindaco a dire che dobbiamo darci uno strumento opportuno, perché tanto è fatto. Presidente, Sì. per il suo momento, Presidente Giuseppe Grazie, Paccata. grazie. Allora, buongiorno a tutti. È un piacere essere qui oggi, in un momento che rappresenta molto più di un semplice corso o attestato. Il patentino dell'ospitalità nell'area UNESCO è a tutti gli effetti un simbolo dell'impegno di Aston previsto per costruire un'accoglienza autentica, consapevole e di qualità nelle colline del Prosecco di Cornegliano e Valdobbiadene. Come associazione di categoria crediamo che comprendere le dinamiche turistiche che stanno trasformando la nostra area sia fondamentale. Il turismo sta cambiando, i visitatori cercano esperienze autentiche, relazioni vere, racconti sinceri e chi accoglie ha oggi un ruolo chiave nel trasmettere l'anima di queste colleghe. Vi ringrazio per la vostra presenza, per l'impegno che mettete nel vostro lavoro e per il contributo che ciascuno di voi dà nel rendere le nostre colline non solo un luogo da visitare, ma un luogo da vivere e da ricordare. Grazie a tutti. Qui voglio ringraziare il direttore di Ascol di Conegliano, Gino Longo, che ha voluto scegliere anche la nostra Vittorio per l'ultima rappresentazione di questo patentino dell'ospitalità. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente, parlerò più vicino al microfono, visto che stiamo in epoca di ringraziamenti, ringrazio per tutto il supporto tecnico, oltre a Gino Longo, al Presidente, Martina Quaggio e Giorgia Sartorato, che con Twist stanno seguendo con noi, la nostra società si chiama SLA, questa e diverse altre partite, operazioni, progetti che sono assolutamente strategici. Vi accennavo poco fa al fatto che la Regione Veneto, rara avis nel panorama nazionale, ha varato il suo terzo piano strategico del turismo, e ne ha parlato la Regione, credo Stefano Marchioni, nelle edizioni, nelle giornate precedenti, e a noi è stato chiesto a Twisten e a noi di SLA di essere una parte di questo processo, e anche lunedì stesso ci vediamo di nuovo per vedere come si applica questo piano e che conseguenze porta sui territori. Una di queste conseguenze abbiamo già cominciato a tratteggiare degli elementi fondamentali. Avete parlato di digitale, oggi parleremo di intelligenza artificiale, lo faremo con Stefano Padrone che di questo principalmente si occupa. Io continuerò nei prossimi minuti
a interromperlo quando necessario, a stimolarlo eventualmente poi a fare delle mie riflessioni in margine, perché le implicazioni del digitale, dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale sono determinanti per capire come ci muoviamo, ci muoveremo, come si muovono e si muoveranno i nostri ospiti, ma sono anche determinanti per noi, per capire come ci vogliamo posizionare, per non essere, come dicevamo prima col sindaco, vittime di questo processo, ma essere in qualche modo dei protagonisti consapevoli e quindi poterne trarre tutti i possibili vantaggi, che non sono necessariamente solo economici, anche se poi l'economia muove il mondo, lo sappiamo. Prego Stefano. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Per me è un piacere essere qui con voi questo pomeriggio. Cercheremo di affrontare il tema dell'intelligenza artificiale, quindi questo può aiutarvi a lavorare meglio, ad essere più performanti, ad essere più efficienti. Innanzitutto una domanda di rito. Ok? Chi di voi già utilizza l'intelligenza artificiale nel proprio lavoro? Chi almeno l'ha utilizzata almeno una volta? Una volta, un po' di curiosità con ChatGPT, Gemini, OpenAI. Vedo poche mani che si alzano. Ok, meglio. Grazie, mi stavo già spaventando. Io anche se non avessi voluto, tutte le volte che accendo il telefono e faccio una domanda, mi arriva subito una sintesi, magari sbagliata, di quello che sto cercando. E questa è un'applicazione involontaria di intelligenza artificiale. Questo poi diventa anche un altro aspetto da considerare, nel senso che molto spesso non ci accorgiamo che già stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale. Ok, ultima domanda. Chi di voi invece sta già utilizzando un tool di intelligenza artificiale in maniera consapevole tutti i giorni, o quasi, molto spesso? Ok. Ok, ora magari chi è nelle prime file non l'avrà visto, ma come consuetudine, queste sono delle domande che faccio in ognuno dei miei interventi, mi serve un po' per avere il polso della situazione e più o meno la situazione è sempre quella, quindi chi ha mai provato ad utilizzare l'intelligenza artificiale, tutti alzano la mano o quasi, chi invece già la sta utilizzando, già ne sta facendo un utilizzo quotidiano, ma soprattutto avrei voluto aggiungere chi già ottiene dei vantaggi dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ecco che ma via via che formulo la domanda, le mani si abbassano sempre di più. Quindi quello che cercheremo di fare quest'oggi è quello di analizzare questo fenomeno, lasciando perdere quelle che sono le mode, lasciando perdere quelli che sono gli slogan, ma in maniera molto pratica capire di che cosa stiamo parlando e capire quali sono le opportunità. Colgo l'occasione giusto per spiegarvi chi sono. Il mio background è un background tecnico, quindi ho svolto per circa 15 anni un lavoro che mi piaceva tantissimo, era lo sviluppatore software e mi sono occupato di realizzazione di piattaforme quali portali, home banking, mobile app. A un certo punto della mia vita ho scoperto l'intelligenza artificiale, chiaramente essendo un tecnico, magari l'ho scoperta già qualche anno fa, ed ho capito come questa cosa avrebbe sconvolto il mio mondo, quello dello sviluppo software, ma che poi in realtà a macchia d'olio si sarebbe espanso un po' in tutti i settori. Quindi da lì ho deciso di dedicarmi allo studio dell'intelligenza artificiale ed oggi mi occupo di questo, mi occupo di formazione e mi occupo di seguire enti ed aziende per riuscire ad applicarla all'interno della loro struttura. Quindi iniziamo un po' questo percorso nell'analizzare un po' quelle che sono le evoluzioni e soprattutto quelle che sono le aspettative. Innanzitutto smarchiamo subito un tema. L'intelligenza artificiale già fa parte delle nostre vite. Involontariamente è la prima battuta che è uscita, no? Già da questo primo incontro. Utilizziamo l'intelligenza artificiale anche inconsapevolmente. In questa slide vi ho riportato alcune loghi, alcune icone che sicuramente conoscerete molto bene. Quindi vediamo Alexa, che è stata una delle
prime intelligenze artificiali, quantomeno da un punto di vista di diffusione. Quindi ci siamo comprati, l'abbiamo voluta, e quindi in casa ci siamo attrezzati con questa intelligenza artificiale con la quale abbiamo iniziato a parlarci. Probabilmente questa cosa ci sembrava già molto innovativa qualche anno fa, ma oggi io non ho Alexa, c'ho l'equivalente di Amazon, lo guardo e mi dico sei preistoria, cioè non riesco a farci più niente se non ad utilizzarlo come sveglia e come timer quando cucino. Quindi la velocità che ha questa tecnologia è impressionante. La stiamo utilizzando, la utilizziamo ogni volta che guardiamo un film su Amazon, utilizziamo l'AI ogni volta che ci guardiamo un film, ogni volta che utilizziamo i social network e in mille altri modi che magari ma vi dirò un po' più in là. Quindi detto questo, è sotto i nostri occhi e già influenza molto le nostre vite. Però tuttavia una domanda è giusto farcela. Quando parliamo di intelligenza artificiale per il turismo, non so voi, ma questa è una domanda che io mi sono posto e quindi mi sono detto è un qualcosa che rappresenta il futuro, quindi è un driver, è uno strumento, sono delle tecnologie che devo assolutamente conoscere, oppure rappresenta una moda passeggera. Di mode passeggere ne abbiamo viste tante in questi ultimi anni, dal lato tecnologico, quindi vi parlo di quello che è il mio mondo. Non so chi di voi si ricorda, ma qualche anno fa il buon Mark Zuckerberg di Facebook ci stava dicendo che tutti noi avremmo vissuto una vita, come dire, artificiale all'interno del metaverso e ha cercato di rifilarci degli occhiali, ma dei visori con i quali avremmo potuto, che so, ma visitare Parigi senza prendere l'aereo. Ora, ma oggi possiamo catalogarla senza ombra di dubbio come una moda passeggera, ma è così anche per l'intelligenza artificiale. Quindi cerchiamo di analizzare un po' quello che sta avvenendo. Ora, cerchiamo di farlo guardando delle ricerche e guardando dei numeri. Spero che riusciate a leggere bene anche da lì in fondo, comunque cercherò di spiegarveli e di descriverli al meglio. Il mondo degli AI, guardiamo i numeri e quando intendo numeri intendo dire guardiamo proprio il fatturato. Quali sono gli investimenti che oggi le aziende stanno facendo nel mondo dell'intelligenza artificiale? In questo momento tralasciamo quello che sta avvenendo negli Stati Uniti o che sta avvenendo in Cina, ma guardiamo proprio cosa sta avvenendo a casa nostra. E in Italia vediamo, fonte dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, ci dice, signori, anche in Italia nel corso del 2024 abbiamo scoperto l'intelligenza artificiale. In parte è stato merito di ChatGPT, quindi parliamo di intelligenza artificiale generativa, ma non solo. Quindi dal 2023 al 2024 boom di interesse, boom di investimenti. Non vedo l'ora di vedere i dati del 2025, ma insomma, se tanto mi dà tanto, possiamo aspettarci che il trend continui a essere in salita. E quindi mi sono chiesto, ma questa cosa qui, che insomma un po' ci ha sorpreso, diciamolo, forse non ci aspettavamo una crescita così importante, o quantomeno una diffusione così importante delle AI. Potevamo aspettarcela? Beh, a giudicare da quello che Ernest Young aveva previsto, e qui ve l'ho rappresentato con questo semplice grafico, probabilmente sì, nel senso che già nel 2021 si parlava di intelligenza artificiale come un fenomeno che avrebbe caratterizzato i 15 anni a seguire. Oggi, guardate, ci troviamo nemmeno a metà, ok, quindi siamo nel 2025, potete ben capire questa tecnologia, o per meglio dire questo fenomeno, quanto sarà importante da qui ai prossimi 5 anni. Bene, ci basta solo questo? No, cerchiamo anche di capire effettivamente come gli italiani utilizzano l'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo detto che le aziende l'hanno scoperto e qualcosina ci stanno investendo, chi un po' di più, chi un po' di meno, ma interessante vedere anche come gli italiani lo stanno utilizzando.
Questo è il dato più recente che ho trovato, dicembre 2024, dove vediamo che 6,8 milioni di persone in Italia hanno utilizzato ChatGPT almeno una volta. E questa cosa voi me l'avete riconfermata, perché nel momento in cui ho chiesto chi ha mai utilizzato l'intelligenza artificiale si sono alzate tutte le mani. Allora, ricordo che in Italia siamo voto per pieno 65 milioni di persone, giusto? Quindi significa che più del 10% della popolazione ha utilizzato ChatGPT nel mese di dicembre, un numero piuttosto importante. Però i numeri vanno sempre letti ed è importante anche leggere il numerino che vediamo sotto. Quindi, è vero, l'abbiamo utilizzato, ma l'abbiamo utilizzato per 28 minuti al mese. Ora, fate una riflessione, vi sembra un numero alto questo? Potrebbe sembrare anche un numero piuttosto alto. In realtà, se lo paragonate a tutto il tempo che passate sullo smartphone, a tutto il tempo che passate su Google piuttosto che sui social network, ci rendiamo conto che questo numero non è piccolo, è niente in questo momento. Ecco che la mia interpretazione di questi numeri sono, ci troviamo di fronte a uno strumento che ci incuriosisce tantissimo, ma forse dobbiamo ancora ben capire che cosa farci. Certo, ogni mese un po' di più impariamo ad utilizzarlo, però dobbiamo ancora bene farci i conti. Abbiamo tempo? Ma non lo so, lo lascio a voi giudicare, perché mi rifaccio a numeri come quello che vedete alle mie spalle, nel quale ho ripreso questa analisi dove, così per gettare un po', come dire, ma riscaldare un po' l'ambiente, ma parliamo dei posti di lavoro che sono a rischio, che forse questo sono andato proprio a, come dire, a solleticare la paura più grande che tutti noi abbiamo quando si parla di intelligenza artificiale. Eh, o meglio, stima nel 2035, ma prevediamo che 6 milioni di posti di lavoro saranno a rischio. Non tutti, e lo vediamo nel grafico sottostante, vediamo se sono così bravo da riuscire a zoomarlo. Ok, no, non sono così bravo. Scusate un secondo. Scusami, eh. Ok, ci riproviamo. Ok, dove vediamo che che non tutte le attività, non tutte le funzioni, non tutte le aziende sono impattate nello stesso modo. Ci sono alcune che sono impattate maggiormente ed altre invece in maniera un po' minore. Che cosa vuol dire essere impattati dall'intelligenza artificiale? Questa cosa significa che l'AI andrà ad automatizzare parte del nostro lavoro. Quindi significa, e qui leggiamo alcuni numeri, che circa il 27% in media del nostro lavoro sarà automatizzato da qui al 2030 dall'intelligenza artificiale. Ok, quindi diciamo che se mediamente lavoriamo 8 ore di lavoro, diciamo che almeno più di 2 ore saranno automatizzate dall'AI. Ovviamente non tutte le mansioni possono essere automatizzate, però sicuramente quelle più semplici e quelle più ripetitive. Infatti vediamo che mentre i servizi per la ristorazione, supporto all'ufficio, lavori di produzione avranno anche dei picchi che arrivano al 36-37%, nelle ultime posizioni troviamo chi lavora con le persone, in particolare il mondo della salute, e i manager inteso come le figure più altamente specializzate. Quindi è vero che l'AI impatterà tutti i settori, ma non tutti i settori nello stesso modo. Quindi come vogliamo leggere questa slide? Beh, io la leggo in questo modo. Cerco di spostarmi verso quei settori, verso quelle attività che hanno un maggiore skill, che hanno una maggiore richiesta di conoscenza. Ok? Non sono qui per farvi paura, ok? Nel senso che nonostante questo trend,
le stesse statistiche ci dicono sì, signori, ci troviamo di fronte a una rivoluzione, come tale il nostro lavoro cambierà. Insomma, questa rivoluzione, signori, giusto per capirsi, viene paragonata alla rivoluzione industriale, ok? Quindi sino ad oggi, come dire, siamo andati via a cavallo, ok? Tra un po' andremo via con l'automobile della Ford, ok? Tuttavia, sempre queste statistiche ci stanno dicendo due cose importanti, meglio queste ricerche. La prima è che ci sarà sempre più bisogno di personale qualificato e forse quando parliamo di ricerca del personale potremmo aprire una parentesi molto lunga in merito a questo. Il secondo punto è che comunque questa rivoluzione creerà molti più posti di lavoro di quelli che andrà a trasformare o a distruggere. Esempio molto semplice, immaginatevi il mondo dei social. Ora, non so chi di voi 10-15 anni fa avesse potuto prevedere che ci fossero delle professioni quali il content creator, il social media marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Io personalmente no, oggi ma in realtà sono tra le figure più richieste dal mercato, quindi su questo, come dire, ma probabilmente vedremo un'evoluzione fortissima non solamente del modo in cui lavoriamo, ma proprio ci saranno dei nuovi lavori. Interessa va ora spostare l'attenzione su quello che è il tema che ci interessa di più. Bene, Stefano, ci hai spiegato che questa cosa, questo tsunami già, ma, come dire, ma lo sperimentiamo tutte le volte che sostanzialmente apriamo il computer o utilizziamo il cellulare. È un qualcosa di inevitabile perché tutto il mondo sta scommettendo sull'intelligenza artificiale, ma oggi come questa cosa influenza il turismo? Beh, diamo un'occhiata a dove possiamo trovare dei numeri, che è il mercato americano, il mercato degli Stati Uniti, che insomma, come sempre negli ultimi anni tende un po' ad anticipare quelli che sono i trend di mercato, se non altro da un punto di vista tecnologico. E qui vediamo che il turista americano utilizza già oggi l'intelligenza artificiale per cosa? Beh, per avere delle idee. Quindi è curioso, vuole dire, aspetta, quest'estate dove vado? Ma dove vado in vacanza? Per così avere dei suggerimenti, avere delle idee, si appoggia, utilizza l'intelligenza artificiale. Ok? Quindi non utilizza più Google, utilizza strumenti come ChatGPT. Parlo di ChatGPT perché lo conosciamo tutti quanti. Poi naturalmente non contento ha a disposizione uno strumento così potente e quindi oltre ad avere delle idee, delle suggestioni, perché non organizzarsi anche il viaggio con l'intelligenza artificiale? Quindi ricercarsi il volo, ma non solo, ricercarsi l'hotel e perché no, ma ricercare anche il ristorante piuttosto che l'esperienza. Tutto là dentro. E poi ancora avere delle idee su cosa fare e comparare le diverse destinazioni. Insomma, vi lascio dare un'occhiata a questa classifica. Certo, gli americani non sono gli unici che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, la stanno utilizzando praticamente tutti per organizzarsi i propri viaggi o quantomeno per scoprire che cosa fare. Sono riuscito a trovare anche quest'altra informazione che spiegano come mai i viaggiatori utilizzano le AI per organizzarsi il viaggio, prendendo in considerazione anche il mercato italiano, tedesco, svizzero oltre che quello degli Stati Uniti. Come vedete, quello degli Stati Uniti è quello un po' più avvezzo ad utilizzare questi strumenti. Qualcosa si sta muovendo anche sul fronte europeo. Dall'altra parte, poi, sempre più persone ma utilizzano gli assistenti vocali per fare delle ricerche. Ok? Quindi tutte queste tecnologie stanno influenzando il modo in cui il turista sicuramente organizza il suo viaggio e sicuramente come scopre le destinazioni o scopre quale tipo di esperienze andare a fare. E quindi tutto questo a che cosa sta portando?
sta portando alla nascita di start-up, quindi di nuove soluzioni come questa, come Mindtrip. Io vi ho chiesto di organizzare un viaggio tra Venezia e le colline del Prosecco di 3 giorni, quindi una richiesta, un comando, un prompt semplicissimo, un secondo e mezzo per scriverlo e mezzo secondo per pensarlo, e Mindtrip mi ha suggerito una serie di tappe, quindi dove andare, cosa vedere, dove fermarmi a mangiare qualcosa e quali musei andare a visitare. Quindi guardiamo la medaglia dai due lati, no? Da un lato quello del turista che ha a disposizione uno strumento estremamente veloce per organizzarsi le vacanze, organizzarsi le ferie. Dall'altro lato, invece, guardiamolo dal nostro lato. È importante esserci qui dentro, ok? Ma diventa estremamente importante esserci qui dentro. Come 10 anni fa era importante essere presenti su Google. Se non si è presenti all'interno di questi strumenti, banalmente non si viene trovati. Certo, non serve andare a scomodare le start-up o chissà quale strumento per organizzarsi una vacanza. Lo possiamo già fare con ChatGPT. Magari non avrà lo stesso, come dire, la stessa, una grafica così accattivante come vi ho mostrato nella slide precedente, ma lo posso già fare con ChatGPT, con Gemini o qualsiasi altro strumento AI. Ehm, All'interno di ChatGPT ci sono come dire, degli strumenti che si chiamano GPT. Ora non voglio entrare troppo nel tecnico, ma solamente per dirvi che i grandi ci hanno già iniziato a mettere il naso dentro questa cosa. Quindi trovo per esempio il GPT di Expedia, dove l'utente che sta utilizzando ChatGPT tramite un clic accede alla banca dati di Expedia. Ok? Di idee ne stanno nascendo anche molte, ma come quest'altra che ho trovato, che permette di organizzare per esempio i viaggi direttamente da WhatsApp piuttosto che da Facebook Messenger. E quindi vediamo come già i big stiano prendendo questa cosa in seria considerazione per non trovarsi impreparati. E questo perché, scusate? Perché ChatGPT, già in Italia, questo è un dato che ho preso un paio di mesi fa, ma penso che sia abbastanza indicativo, è già diventato l'11° sito più visitato in Italia. Quindi, e sta velocemente scalando quelle che sono le classifiche. Ora, nessuno ha la sfera di cristallo, immagino, qui dentro, però è presumibile che tra meno di un anno già lo vedremo, se non altro nella top 10, no? Quindi, su tutto, ripeto, ci sono sempre più soluzioni e anche tipo Booking e TripAdvisor sono dovuti un po' scendere a compromessi con questa cosa. Quindi anche all'interno di queste piattaforme oggi non siamo più costretti a effettuare 1000 clic, ma possiamo trovare direttamente la soluzione più adatta semplicemente andando a scrivere quello che ci serve. Quindi dire che so, voglio passare un weekend a Parigi e Booking, tramite il suo Booking Engine, ci suggerisce dove andare a soggiornare e anche che cosa vedere. Quindi, ritornando a quella che era la domanda di qualche slide fa, la domanda è, l'intelligenza artificiale sarà il futuro? Io incalzo e dico, signori, forse il tema non è che l'intelligenza artificiale sarà il futuro, è che l'intelligenza artificiale già oggi è il presente. Già oggi viene utilizzata in maniera massiva, soprattutto da Stati Uniti e soprattutto dalla Cina. A questo punto io mi chiedo cosa mai ci potremmo fare, in che modo mi può aiutare? Beh, l'AI che vi ho citato, in particolare l'AI generativa, ha un unico scopo principale, che è quello di migliorare le nostre performance.
L'AI generativa non ha uno scopo di rivoluzionare il modo in cui lavoriamo, ma ha lo scopo di farci risparmiare del tempo e di riuscire a fare delle cose in maniera più veloce. Quindi, se oggi dico la cosa più semplice che mi viene in mente, per rispondere a delle mail ci impiego, non so, metà giornata, perché ne ho raccolto un bel po' e ci metto un po' a smarcarle, ma probabilmente con le AI, vuoi perché mi dà dei suggerimenti su come scriverle, o vuoi perché banalmente mi fa delle traduzioni che oramai sono veramente ottime, mi fa risparmiare del tempo. E quindi io mi chiedo, e col tempo che ci fa risparmiare, che cosa abbiamo intenzione di farci? Perché forse questa è la vera sfida. Io parlo con molte persone e visito molte aziende, piccole e grandi dimensioni. Talvolta è tangibile un po' la paura, no? Oddio, questa cosa qua mi porta via il lavoro, oddio, questa cosa qua non la voglio utilizzare perché ho paura di perderne il controllo. Guardate, ad oggi mi sento di dire e un po' mi sbilancio, l'unica vera paura che dobbiamo avere è della nostra pigrizia, ovvero quella di demandare all'intelligenza artificiale delle scelte per le quali non è stata pensata. L'intelligenza artificiale vi risponderà sempre e se gli chiedete se è sicura di quello che sta dicendo, cosa da non fare, tra parentesi, ma vi risponderà assolutamente sì. Ma non è questo il punto. Noi l'intelligenza artificiale dobbiamo utilizzarla come ad oggi come acceleratore per velocizzare certi task che tipicamente sono noiosi o sono a basso valore aggiunto. Io non immagino minimamente un'intelligenza artificiale che accolga i miei clienti, ma io immagino un'intelligenza artificiale che analizzi per me magari quelle che sono le recensioni, che mi segnali che qualcosa non va, che mi avvisi se il mio sito è offline, che mi suggerisca dei contenuti da caricare sui miei social, che mi permetta di sbrigare tutta una serie di questioni amministrative, burocratiche, procedurali che ad oggi mi fanno perdere un sacco di tempo. È su questo il punto sul quale ci dobbiamo concentrare. Quindi non questa roba, che pure è bellissima, ci fa sorridere. Ad oggi con gli ultimi aggiornamenti si possono fare di quei video incredibili, non sanno più chi far parlare, tirate fuori da Giulio Cesare, adesso uno degli ultimi trend è far parlare i bambini neonati, no? Cioè, questa roba qua fa parte del mondo social, può piacerci, non piacerci, possiamo cavalcarla, non cavalcarla, io su questo non entro, dico solo, mi permetto di dire, l'AI non serve a fare questa roba qua, ok? Questo è intrattenimento. Certo, capisco che non sia facile, non tanto perché siano tematiche complesse, perché signori, non ditemi che utilizzare ChatGPT è complicato, è molto più complicato utilizzare Excel. Certo, le cose da conoscere sono tante perché oggi parlare di AI molto spesso si assimila a ChatGPT, quindi AI uguale ChatGPT, in realtà non è così. L'intelligenza artificiale è un mondo, è un vero e proprio ecosistema. Sono tantissime le tecnologie che ci possono aiutare. Ora, nonostante la mia tendenza sia quella di spiegarvi punto punto ogni singola tecnologia, in questo momento ve la risparmio per non tediarvi. Però vi dico, utilizziamo quantomeno quelle più semplici. E quando parliamo di tecnologie alla nostra portata, ma parliamo tranquillamente di ChatGPT. Questo logo lo conoscete, vero? Vedo un po' di facce che annuiscono, però non è un logo che so, di un'azienda di moda, non è il logo, ma questo è il logo di ChatGPT, cioè questo logo 3 anni fa non conosceva nessuno, anzi anche 2 anni e mezzo fa non lo conosceva nessuno, 3 anni fa non esisteva questa cosa qui. Invece, Per me che ero bambino qualche anno fa, si somiglia pure all'Ana Vergine.
Ci sono state delle campagne istituzionali in Italia, quando non c'erano ancora queste cose, che dicevano usate la lana e non, ad esempio, i tessuti sintetici. C'è stata una campagna di Renzo Arbore che diceva bevete la birra anziché altre robe, e chiaramente il nemico era la Coca-Cola, però era per dire che anche nel riprendere una memoria i loghi sono furbi, che ti dicono, ti fanno vedere una cosa che a me ricorda il gomitolo, no? I loghi, sì, sta di fatto che questo logo si è stampato molto bene nelle nostre menti. Infatti, non mi hanno detto di sì solo le persone che avevano alzato la mano dicendo lo utilizzo tutti i giorni, ma avete detto di sì praticamente tutti. Ecco, dalla veloce statistica che ho fatto. Alcune volte ci sono troppi tool, ok? E quindi ho voluto prendere solo alcuni, ce ne sono tantissimi e questo bombardamento anche mediatico sicuramente non ci aiuta. Allora, un suggerimento da parte mia, lasciate stare i tool che tendono a facilitare troppo la vita e che promettono cose inimmaginabili, ma restando con i piedi per terra impareremo ad utilizzare bene i tool di AI generativa quali ChatGPT, Gemini, Anthropic, Perplexity, quelli più famosi. Perché molto spesso queste altre piattaforme che vedete qui dietro si basano su questi tool, quindi molto probabilmente le cose che potete fare con ChatGPT sono veramente tantissime, molte più di quelle che vi aspettate. Infatti, un giochino che ultimamente tendo a fare e mi riesce anche piuttosto bene è quello di chiedere: ma chi di voi ha mai parlato con ChatGPT? Alzi la mano. Una persona, due persone, ok, 5-6 persone. Io vi dico, oramai più o meno il 50% delle volte che io utilizzo ChatGPT lo utilizzo nella modalità vocale e vi voglio far capire proprio brevemente perché. Guardate, lo attivo in tempo reale assieme a voi, speriamo che la connessione mi aiuti, non avevo valutato questo aspetto, però insomma, vediamo se siamo un po' fortunati. A proposito di connessione, intanto che tu la cerchi, vi racconto questo piccolo aneddoto. Io frequento un supermercato nel centro di Roma perché abito lì, non per altro. E in questo supermercato ci sono moltissimi stranieri, perché potete ben immaginare che nel centro di Roma ci sono moltissimi stranieri. Solo che c'è un segreto che questo supermercato che gli stranieri non sanno, ed è che la connessione internet è scarsa o insufficiente. E quindi quando io arrivo davanti a determinati banchi molto delicati, ad esempio il vino, trovo delle file di stranieri che cercano di riconoscere dall'etichetta che il vino è e quanto, se è buono o non è buono, e ci stanno delle mezze ore. Quindi io con un certo imbarazzo gli passo davanti tra le gambe, eccetera, prendo il vino che bisogna, allora mi guardano come se fossi un marziano, io, e mi fanno, ma com'è quel vino? E allora in due parole cerco di spiegare che le lingue che in qualche modo riesco a gestire, perché dove non c'è la connessione, in quei poveracci sono disperati. Però pare che qui la connessione ci sia, quindi fantastico. Allora, ChatGPT, vorrei avere un suggerimento su come poter presentare l'utilizzo dell'AI generativa applicata al mondo del turismo. Dammi alcune idee. Assolutamente Stefano. Parliamo un po' di come potresti rendere interessante la presentazione di queste IA generative nel contesto turistico. Possibili approcci creativi. 1. Raccontare storie personalizzate per i viaggiatori. Potresti mostrare come un'IA generativa può creare itinerari su misura, raccontando storie personalizzate basate sugli interessi dei turisti. Ad esempio, un turista... Guarda, ChatGPT, qui siamo in Veneto, mi serve un approccio molto pratico. Ok, capito. Allora restiamo molto pratici e concreti. Essendo in Veneto, potresti per esempio mostrare come un'IA generativa possa aiutare le piccole strutture turistiche locali a creare contenuti unici. Ad esempio, potresti far vedere come si può usare l'IA per generare descrizioni accattivanti di tour enogastronomici tra le colline del Prosecco o itinerari particolari a Venezia. Non mi ero messo d'accordo con ChatGPT.
ma semplicemente vi ho voluto mostrare la qualità dell'audio che, come dire, è ottima, no? E come vi ho voluto anche mostrare il fatto che interrompendolo, un po' bruscamente, lui sia riuscito a rispondermi prendendo, come dire, il filologico, no? Ok, non sono riuscito a metterlo in difficoltà, non è una voce robotica. E signori, questo quindi ci fa capire come magari un domani, effettivamente, nel momento in cui magari ci entra un turista, che so, giapponese, ok? Nel nostro esercizio, come questa cosa ci possa aiutare nella comunicazione oppure come ci possa aiutare, oltre che nel fare le traduzioni, anche nel creare del materiale informativo. Quindi il nostro sito non è fatto, cioè, ma non è in lingua inglese, ma non abbiamo più scuse. Il sito non l'abbiamo più aggiornato, non abbiamo più scuse nemmeno in questo caso. Cioè, non sto dicendo che viene a gratis, un po' di fatica la dobbiamo ancora fare, fortunatamente. Sto dicendo che con questo tool possiamo, da un lato, fare certe cose che prima ci richiedevano molto sforzo e poi dall'altro lato utilizzarlo anche in maniera creativa, perché è uno strumento estremamente potente. Io come dire, in alcune mie elucubrazioni mentali ho anche utilizzato ChatGPT per riconoscere i volti e in particolare ma per riconoscere le emozioni, cioè, e riesce a farlo, cioè riesce a stabilire se una persona è annoiata, se una persona si sta divertendo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa cosa qui la faccio con una scatoletta che è nelle mie mani. Quindi tutto questo serve a dirvi che abbiamo uno strumento estremamente potente e sarà a noi riuscire a capire come utilizzarlo. Guardate, apro una parentesi, il World Economic Forum nell'analizzare quelle che saranno le skill più importanti nel mondo del lavoro da qui al 2030 ha individuato, oltre che in quelle che sono tutte le conoscenze del mondo tecnologico, tra le prime posizioni, sapere che cos'è l'intelligenza artificiale, sapere come utilizzarla, eccetera, eccetera, anche il tema della sicurezza informatica, tra le prime posizioni che cosa abbiamo? Abbiamo la creatività, abbiamo il creative thinking. Vero tema è, e che mi ha suggerito proprio un vostro collega alla fine di un incontro, mi è venuto da me e mi ha detto "Ma una cosa estremamente interessante. Ho detto, ma Stefano, scusami, ok, ma se tutti inizieranno ad utilizzare l'intelligenza artificiale, per esempio, per aggiornare i propri social, beh, quello che ci dobbiamo aspettare è che tra qualche anno tutte le pagine Instagram saranno tutte bellissime. Beh, ho detto sì, effettivamente questo potrebbe essere un buon augurio, no? Ma allora, che differenza ci sarà tra la mia pagina Instagram e quella di un mio competitor? Ho detto, è proprio questa la sfida. Cioè, la sfida sarà riuscire ad utilizzare questo strumento in una maniera furba, innovativa e le competenze che abbiamo maturato all'interno delle nostre aziende sono chiave perché l'intelligenza artificiale è uno strumento che ha imparato analizzando il web, non conosce il nostro lavoro, non ha la nostra esperienza e questo quindi sta a noi riuscire ad enfatizzarlo e riuscire a renderlo, come dire, ma protagonista del nostro lavoro. Io posso continuare a interromperti, interrogatore. L'intelligenza artificiale sta imparando soltanto usando due sensi, che sono la vista e l'udito. Gliene mancano tre e ancora siamo molto lontani da che ci possa rubare il senso tattile, il sapore e il profumo. Occhio, perché magari qui è la nostra creatività, è il nostro futuro. Beh, l'intelligenza artificiale ad oggi, che se ne dica, è uno strumento che io utilizzo quotidianamente, chiaramente, manco a dirlo, ma che ogni tanto anche mi sorprende.
nonostante lo utilizzi tutti i giorni, perché è veramente potente. Tuttavia, cioè, ci si scontrano ancora contro molte limitazioni ed alcune sono proprio strutturali. Ricordiamoci che l'intelligenza artificiale è stata alimentata appunto con i dati che ha trovato sul web, tantissimi dati, tutti i dati possibili e immaginabili, signori. Hanno analizzato tutto, tutte le foto che abbiamo caricato sui social, tutti i video che sono stati pubblicati, eccetera, eccetera. Tuttavia, non sa un sacco di altre cose, perché tutti quelli che sono, che so, contenuti protetti da copyright, contenuti che non sono pubblicati sul web e banalmente quella che è la nostra esperienza non è presente all'interno di ChatGPT e per fortuna, no? Quindi sta a noi utilizzare questo strumento in una maniera accurata. E colgo la palla al balzo, mi sono autoalzato da solo, sarà nostra responsabilità anche tutelare quelli che sono i nostri dati, no? Tutelare la nostra privacy, perché questi strumenti tendono a, come dire, ad imparare molto su di noi. Quindi il primo step che io suggerisco è se utilizzate ChatGPT senza un abbonamento, ricordatevi che tutti i dati che caricate sono dei dati che verranno utilizzati per addestrare il modello. Quindi potete utilizzarla senza nessun problema, ma tenete in considerazione questa cosa. Guardate, a me è successo proprio l'altro giorno, per un mio corso, stavo creando con ChatGPT un regolamento aziendale. Ho detto ChatGPT, creami un regolamento aziendale, per piacere, perché poi su quel regolamento avrei voluto fare delle considerazioni. Quindi mi ha creato un documento Word di diverse pagine, lo apro, era strutturato esattamente come gli avevo chiesto io, ho detto fantastico. Poi mi accorgo di una cosa, che nel titolo c'era il nome di una società. E ho detto, wow, fantastico, si è inventato anche il nome della società. Poi il dubbio mi è venuto, io poi su queste cose sono molto attento. Il dubbio mi è venuto e ho detto, ma andiamo a vedere se esiste questa società. E signori, esisteva, ok, era un SRL, ok, vicino a Monza, non era un SPA, una grande azienda, era una piccola realtà. Allora ho detto, cavolo, vuoi vedere che hanno pubblicato online il loro regolamento aziendale? Strano, quindi guardo il loro sito, non lo trovo, cerco su Google, non lo trovo, e quindi secondo voi la conclusione alla quale sono arrivato qual è? È che probabilmente qualcuno di quella società sta utilizzando la versione free e magari ci sta caricando dentro dal regolamento aziendale a chissà che cosa. Quindi attenzione a questa cosa qua. Sto dicendo che se caricate qualcosa, che se Mario Rossi oggi carica un'informazione sul suo gruppo sanguigno, il giorno dopo dall'America si scrive un gruppo sanguigno di Mario Rossi, non gli risponde. Non sto dicendo questo, ok? Però sto dicendo evitiamo di dare delle informazioni che non sono dei dati sensibili o delle informazioni che non serve fornirli, ma dobbiamo caricare un documento con il nostro nome e cognome. Lui ragiona benissimo anche se non legge il nostro nome e cognome, scrive Mario Rossi o un nome di fantasia e facciamogli ma tutte le domande del caso. Poi io ho fatto l'esempio del gruppo sanguigno non a caso, non so perché, ma c'è questa abitudine che nel momento in cui si inizia ad utilizzare ChatGPT, una delle prime cose che viene fatta è caricare i propri esami del sangue. Ora, vi vedo sorridere, so che qualcuno di voi l'ha fatto, non vi chiedo di alzare la mano, ma sono certo, perché ogni volta che lo dico poi vengo preso in disparte da qualcuno che mi dice sai che io l'ho fatto, oh ma mi ha risposto meglio del mio medico di base, cioè mi ha detto le cose correttamente. Sì, ma io non sono contento di questa cosa, ok? Nel senso che hai dato in maniera estremamente inconsapevole tantissime informazioni su di te. Ogni tanto non ci accorgiamo nemmeno nel modo in cui gliele diamo. Guardate, non voglio dilungarmi su questa cosa, però ritengo che sia importante, come dire, sensibilizzarvi su questo tema. Eh, ma l'altro giorno ho letto come venivano utilizzate da un servizio le foto cancellate.
E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché io non avevo mai considerato che le foto cancellate potessero avere un valore. Mi sono sempre concentrato sulle foto che non cancelli, ok? E invece qui la verità qual era? La verità è che andavano ad analizzare le foto che i ragazzi di una certa fascia d'età, giovani, andavano a cancellare sul loro cellulare, perché da quelle immagini andavano ad identificare quelli che erano i selfie, e la considerazione che veniva fatta è: se sei giovane e ti fai un selfie e lo cancelli, vuol dire che sei insoddisfatto del tuo look and feel, non cioè, mi viene il termine giusto. E quindi partivano con tutta una serie di promozioni sulla make-up piuttosto che su altri tipi di servizi estetici. Quindi proteggiamo i nostri dati personali e proteggiamo i dati delle nostre aziende. Queste grandi big, che ci danno un servizio fantastico che dobbiamo assolutamente imparare ad utilizzare al meglio, hanno fame di dati, quindi in un modo o nell'altro cercheranno di chiedercelo. Quindi, tornando quindi a noi, in quale ambito della nostra azienda, guardate, in maniera molto trasversale, sia che sia un'azienda grande, media, piccola, in tutte le aziende sto incontrando lo stesso tipo di problematiche, e poi vi dico anche perché. In quale ambito può essere utilizzata l'AI? Beh, può essere utilizzata in maniera estremamente trasversale, può essere utilizzata nel marketing, manco a dirlo, probabilmente il mondo del marketing è stata la prima funzione che ha abbracciato, che ha apprezzato queste tecnologie, genero immagini per i social, genero contenuti per le brochure, genero aggiorno il sito web, eccetera, eccetera, eccetera. Il mondo delle vendite, assolutamente, ma non solo in termini di generazione di contenuti, quindi non solo il mandare la mail al cliente rompiscatole, penso si possa dire senza problemi, il cliente rompiscatole, mi faccio aiutare da ChatGPT a scrivergli la mail, altrimenti io lo manderei a quel paese. Non solo questo, ma anche analizzare, che so, un Excel che ho estratto dal mio e-commerce, dal mio gestionale, o che ho scritto io a mano, per analizzare i dati delle vendite, per capire quali sono i trend, per avere dei suggerimenti, oppure anche per fare una campagna di comunicazione che non sia massiva. Ho una newsletter con 1000 clienti, mando a tutti la stessa comunicazione. Questa roba non funziona più perché siamo bombardati dalle comunicazioni. Quindi l'unico modo per farsi notare è, oltre a essere, come dire, autorevoli ed essere veri, è anche quello di mandare delle comunicazioni fortemente targetizzate. Quindi se faccio un'offerta, vado a mandare delle comunicazioni distinte in funzione, della propensione di spesa dei miei clienti. Non è possibile che un cliente che è venuto una volta nel mio negozio riceva la stessa offerta di un cliente che ci viene una volta al mese, giusto? Quindi l'AI serve principalmente a questo, a velocizzare le operazioni e a personalizzare la comunicazione, cosa che a tutti noi piace tantissimo. Nel momento in cui mi telefonano o mi mandano una mail, è molto piacevole quando dall'altra parte utilizzano un linguaggio in linea con il mio, mi propongano un'offerta che è in linea con la mia propensione di spesa e che magari anticipano quello che è una mia necessità. Quindi l'intelligenza artificiale serve a questo. Quindi come lo fanno i grandi, e i grandi lo fanno oramai da 10 anni, ad oggi con questi strumenti lo possono fare anche le realtà più piccole, quindi è assolutamente un'occasione. Vado un po' veloce, scorrendo un po' quelli che sono i temi, poi per ognuno chiaramente ci sarebbe da parlarci tantissimo, però io in questo momento voglio darvi, come dire, dei flash e delle intuizioni, ecco, e dei consigli. Mondo marketing, mondo delle vendite, mondo del servizio clienti. Questo è un tema che molto spesso viene lasciato tra le ultime posizioni, come dire, creiamoci
uno strumento, un qualcosa che ci aiuti a seguire meglio i nostri clienti. Ve lo dico, nel momento in cui il nostro cliente, e forse mi ripeterò, entra nella porta del nostro ristorante, del nostro hotel, della nostra attività, vuole avere noi, vuole parlare con noi, ma questi strumenti ci servono per farlo entrare da quella porta. Ok? Quindi io non sono uno di quei partiti tecnologici che dicono sostituiamo l'accoglienza con un robot. No, 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 ok. Ma se abbiamo un sito web che non stiamo aggiornando da 2 anni, forse è il momento di servirci dell'intelligenza artificiale per fare un bel aggiornamento. Ci può aiutare nella gestione delle risorse umane se abbiamo delle linee guida, anche questo è un punto molto importante, perché sempre più spesso nelle aziende sento parlare di turnover e quindi come faccio a formare una persona che mi è appena entrata in azienda in breve tempo, magari con il dubbio che a fine stagione se ne vada e non lo riveda più. Anche in questo caso l'AI ci aiuta, ci può aiutare anche sul tema della ricerca e sviluppo. Sto parlando di ricerca e sviluppo industriale, ma sto parlando di aggiornarci noi, di fare delle ricerche con l'AI. C'è una funzionalità in ChatGPT che vi invito a ricercare, che si chiama Deep Research. Esiste anche in quelle che sono le funzionalità, l'abbonamento free. Ecco, con Deep Research posso chiedere all'intelligenza artificiale di fare per me un'analisi, una ricerca molto approfondita. Quindi con questa funzionalità ChatGPT si prende un po' di tempo, lavora per me per mezz'ora, 40 minuti, un'ora e mezza, a seconda della complessità della ricerca, e mi fornisce un report dettagliato di tutte le informazioni che ha trovato sull'argomento. Quindi anche questo è molto utile per restare aggiornati. C'è una nuova normativa, c'è un nuovo trend, voglio saperne di più su un certo tipo di cucina che stanno iniziando a chiedermi. Beh, utilizzo Deep Research per fare un qualcosa che se lo dovessi fare io personalmente ci metterei mezza giornata. E chi ce l'ha mezza giornata? Molto spesso sono cose che poi non si fanno. E poi naturalmente per le operazioni aziendali. Le operazioni aziendali intendo dire tutte quelle cose che non mi piacciono o che mi portano via, mi fanno portare via un sacco di tempo. Cioè, e vanno da, ma che so, la mail da mandare al mio commercialista, piuttosto al fatto di far scrivere a ChatGPT un regolamento piuttosto che un programma, ma vi faccio un esempio di come lo utilizzo io, ad esempio, cavolatine, ma che è un qualcosa che mi fa risparmiare un bel po' di tempo. Io ho addestrato ChatGPT eh, andandogli a spiegare che lavoro faccio, qual è il mio regime fiscale e una serie di informazioni su di me. Ho chiamato questa cosa, scusate se sono un po' generico, ma per questioni di tempo mi piacerebbe aprire il ChatGPT e mostrarvi come fare, però non è possibile in questo momento. Comunque, potete andare a creare un vostro progetto. Ok, quindi nel menu di sinistra trovate i miei progetti, create un vostro progetto, istruitelo sul vostro modo di lavorare o su quello che vi serve e io ho creato il progetto del mio commercialista. Quindi oggi, quando devo, che so, mandare una fattura, anziché mettermi lì a scrivere la descrizione di quello che ho fatto, come l'ho fatto, quando sono andato, eccetera, eccetera, lo faccio fare direttamente a ChatGPT. Iniziamo da queste piccole cose. Perché? Ma quanto mi fa risparmiare? Mezz'ora. Ma hai detto niente, no? A questo momento. E dopodiché, ma vi assicuro che l'appetito viene mangiando. L'appetito viene mangiando e via via che lo si utilizza, ripeto, mantenendo sempre noi il controllo, mantenendo sempre noi il joystick, perché non dobbiamo demandare tutto a lui, via via lo si utilizza sempre di più. Fate attenzione a questa cosa ed è, come dire, una sorta di linea guida
su come utilizzarlo. Nell'ultima versione di ChatGPT, ogni domanda che fate termina con un suggerimento. Quindi, ma gli chiedete, non so, ma realizzami questo grafico, ok? E lui vi genera il grafico e poi sicuramente vi chiederà, ora che ti ho generato il grafico, vuoi anche che ti generi dei commenti a questo grafico? Ok, generami dei commenti. Ma ora che ti ho generato dei commenti, vuoi anche che ti generi una presentazione per spiegare questo grafico? Va bene, generami la presentazione, ma ora che ti ho generato la presentazione, vuoi anche che ti faccia una ricerca? No. E basta, no? A un certo punto, nel senso, quando dico che il joystick, il controllo dobbiamo averlo noi, cioè lui deve fare bene una cosa, facciamogliela fare e poi il controllo ma riprendiamo noi, anche perché ci svia da questo punto di vista. Però dall'altra parte, ora, alzi la mano, chi di voi ogni tot si ferma e fa dell'analisi dei dati con qualsiasi strumento, va bene anche Excel. Ok, non tantissime mani, no? Ok, io durante un corso, quando mostravo, come dire, come poter fare dell'analisi dei dati in maniera molto veloce con ChatGPT, ho visto una persona che è veramente, una signora che veramente si è oscurita in volto, ho detto, cavolo, adesso mi prendo parole, è successo qualcosa che ora mi prendo parole, ho detto, signora, ma cosa sta succedendo? Mi fa, mi sono appena resa conto che io sto continuando a lavorare con gli stessi clienti, ok? Cioè che è da 5 anni che non acquisisco nuovi clienti. Sto sempre continuando a lavorare con gli stessi clienti. Che mi fa? Per carità, va bene, ma non me ne ero mai accorta. Perché? Perché era talmente tanto dentro, la sua quotidianità, talmente tanto dentro il suo lavoro, che non si era accorta che era da anni che questa mano non acquiseva nuovi clienti. Ora, ma quando ci si trova di fronte a queste situazioni, magari uno potrebbe dire, beh, bene, no? Cioè, tutto sommato, però dall'altro lato quante opportunità sta perdendo? Io, guardate, signori, mi sono trovato anche in situazioni nelle quali non farò, ovviamente per l'eleganza, nomi e cognomi, però mi sono trovato in un'azienda, un catering, dove a un certo punto mi ha detto, guarda Stefano, ci arrivano talmente tante richieste di preventivo che noi a un certo punto non le leggiamo più. Beh, insomma, ho detto, mi sembra in che senso? No, beh, perché se il cliente lo conosciamo, lo seguiamo. Se il cliente non lo conosciamo, non perdiamo nemmeno tempo. Beh, ho detto, anche in questo caso, bene da un certo punto di vista, perché vuol dire che già state lavorando tanto, no? Che in questo periodo è sempre una cosa positiva, ma dall'altro lato quante opportunità state perdendo? Cioè l'opportunità più grande che è quella di alzare il valore del servizio che erogate, facendo che sono una selezione dei clienti, posizionandovi un po' più in alto, eccetera, eccetera. Tutta questa cosa qua non viene fatta perché ci si concentra tanto sul fare, sul muovere le mani, sul correre e quindi si trascurano anche opportunità incredibili. Allora, in questo caso, l'intelligenza artificiale mi aiuta perché nel momento in cui mi arriva una richiesta di preventivo, beh, può esserci una risposta automatica che per un catering può chiedere delle cose fondamentali, tipo quante persone, che periodo, in quale location, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure può prendere quella che è la firma della mail ed andare a verificare sul web che tipo di azienda è e quindi applicare delle politiche. Magari ho una richiesta da un'azienda meccanica che nessuno conosce, però in quel momento può essere un nuovo cliente da valutare. Quindi ci si trova di fronte a questo. Chiudo dicendo, di essere stato abbastanza nei tempi, svelandovi questa cosa. I modi per utilizzare l'intelligenza AI generativa sono tantissimi e in un certo senso divertitevi nel provare e nell'utilizzarla in maniera diversa, utilizziamo un po' di creatività. Ad oggi il limite più grande dell'adozione dell'intelligenza artificiale, sapete qual è? Non è né un limite economico, inteso quelli che sono i costi dell'intelligenza artificiale,
non è un limite nemmeno inteso come complessità di utilizzo, perché sono strumenti piuttosto intuitivi. Il vero limite è la mentalità. Nel 90% delle aziende molto spesso c'è una certa ritrosia nell'utilizzarla e questo è il limite più grande che ci possiamo porre. Perché ad oggi io dico, ci può anche stare che non la sappiamo utilizzare bene, però insomma, se c'è la mentalità giusta e ci si applica, non è nulla di, insomma, ma non è nulla di incredibilmente difficile. Però quella che è la barriera più grande di ingresso è data proprio dalle persone che non vogliono utilizzarla e non vogliono saperne niente in alcuni casi. Io vi ringrazio, se avete alcune domande sono qui per voi. Fino adesso avete avuto lo Stefano serio, adesso arriviamo facendo lo sciottino, appunto le sciocchezze. Io sono assolutamente conquistato da quello che ha detto lui, ma soprattutto sono conquistato dalle applicazioni che stanno nel mio quotidiano. Facciamo così, 10 anni hanno rivoluzionato il mio quotidiano. Ve ne dico due che probabilmente avete vissuto nello stesso modo io. Se non per l'apertura o la chiusura di conti, io sono 10 anni che non vado in banca, e se non per ritirare qualcuna delle ultime raccomandate, sono 10 anni che non vado alla posta. E questo è tutto tecnologia digitale, probabilmente con una bella dose di intelligenza artificiale alla spalla. Cosa ha provocato nella mia vita? Ma il concetto di coda oramai non mi appartiene più. E per quanto uno possa anche avere una teoria positiva della coda, è bello aspettare dietro le altre persone, ognuno per carità è autolesionista a quanto mi pare, io ritengo sia molto meglio queste cose non farle andando fisicamente lì. Io non sono un nativo digitale, come è evidente, però mi è capitato una volta di essere con un concerto di persone più o meno della mia età, e io ero il più digitale di tutti, ero quello che, ad esempio, gestiva la banca dal tablet, no? E mi guardavano come se fossi un marziano. Era già 10 anni fa, e adesso invece questa roba qui è diventata un pane quotidiano, addirittura non c'è neanche il tablet, tutto questo avviene sul telefono. E tra l'altro con gli strumenti tipo PEC non arriva neanche a due raccomandate, che per me è veramente una salvata totale. Non so se lo sapete, credo sia in Danimarca, è stata abolita la posta, mail. Non ci sono più le lettere e le cartoline, perché non hanno più significato, senso. È bello, è brutto, è sbagliato, adesso tra un attimo lo vedremo anche per quanto riguarda le applicazioni, il lavoro nel nostro settore del turismo, però in generale, secondo me, questo è un elemento che noi tendiamo a trascurare. Stefano ha usato termini che poi io riprenderò tra un pochino. Ci sono delle onde lunghe e delle mode passeggere. E io credo che alcune delle onde lunghe noi le dobbiamo padroneggiare. Io faccio sempre, l'ho rifatto già prima, ma lo rifaccio adesso l'esempio del supermercato. E ho imparato anche a usare le casse automatiche nel supermercato, quindi sto facendo un'evoluzione tecnologica pazzesca. Che cosa succede al supermercato? Succede che io quando ho imparato, ho cominciato a studiare economia, marketing e così, e si diceva, parlando di futuro, che i prodotti che ci sarebbero stati all'epoca, dopo tra 30 anni, sarebbero stati straordinariamente diversi da quelli che c'erano allora. E io ve lo posso dire, è una constatazione che mi sento di fare. Cioè 30 anni fa esisteva sostanzialmente una pasta, ci chiamiamola la Barilla, poi ognuno la chiama dove gli pare, cambia da regione a regione. E adesso la stessa Barilla fa 7-8 tipi di pasta diverse. Le vende anche in farmacia. L'ho visto l'altro giorno. Barilla ha una linea di prodotti dietetici, la vende in farmacia. E poi c'è la barilla biologica, poi c'è la barilla solidale, poi c'è la barilla integrale, la barilla per celiaci, la barilla per puntini puntini. Questa innovazione di prodotto è stata clamorosa nel mondo dell'industria e dei servizi. Non sempre la stessa cosa è dovuta al turismo. Questo è un tema che dobbiamo porci, perché noi magari pensiamo che stiamo ancora vendendo la stessa camera di 30, 40, 50 anni fa, mentre invece le onde sono straordinariamente cambiate. Mi fermo un attimo perché volevo dare appunto lo spazio alle domande, ma per dire che dalla sua serietà adesso passiamo a ragionare.
di argomenti più frivoli, ma come vedete anche così stimolanti come la banca e la posta. Domande? Prego. Mi apro l'ASL e una dotazione turistica. Ho svariati ospiti durante l'anno, però è anni che l'ho aperta. Purtroppo mi fa sempre l'osservazione che la nostra zona, essendo patrimonio UNESCO, dovrei essere anche curata di più. Diciamo, loro vanno a visitare i clienti, le colline, poi naturalmente si interpellerebbero diciamo, i nostri piani, però purtroppo sono gestionati, non hanno una pista ciclabile che non è le persone umane non possono andarci, non ci sono dei servizi igienici, non ci sono durante come fanno i comunali. Quindi io promuovere una cosa che per me, tra parentesi, non ha che dire, perché quando mi arrivano qua, mi arrivano là e parliamo, mi dicono ma qui cioè, voglio mettere posto, però stanno là 2 giorni, 3 giorni. Anzi, non vanno neanche, tante volte non vanno neanche in Italia, vanno a Cortina, vanno a Venezia, vengono per carità le cittadate, il Taburello, il Lugano. Però io dico, i nostri laghi perdono quel valore di anno, nel senso, all'estate dovrebbero la gente andare giù a passeggiare, prendere il sole e fare un giro in barca. E purtroppo abbiamo il problema delle ali, abbiamo il problema di tutte le infrastrutture automobiliari. Quindi mi sembra che ho visto ospiti ritornare, questo che mi preoccupa, vengono, però visitano le colline, visitano però non abbiamo un'attrazione che da far ritornare gli ospiti. Quindi, secondo me, bisogna lavorare in questo modo, perché se gli offriamo qualcosa, uno stimolo per ritornare, bene, se no, cioè, abbiamo un calo impressionante durante l'estate degli ospiti, perché io lo vedo, non ci sono più quelle prenotazioni adesso per Natale, quando potete non prenotano. Cioè, all'estate, a agosto, prima, qualche giorno, no, se non recuperarono 10 giorni, ma le famiglie con i bambini cosa fanno? Dove vanno? Cioè, bisogna pensare, le amministrazioni, in questo caso l'amministrazione, perché il singolo locatore o aggregatore fa, logico che fa del meglio, però gli enti preposti dovrebbero cercare di mettere mano a questo, se no, questo lavoro che facciamo, molto ben poco. Grazie, lei ci ha riportato, secondo me, correttamente dal lato dell'intelligenza naturale. Certo, stiamo parlando di robe molto serie, molto tangibili, come chiunque di noi si prende cura del territorio e a livello sovraordinato tutte le amministrazioni cura del territorio, anche a far base sulle esigenze che cambiano e anche delle risorse che cambiano. Faccio un esempio per tutti, io non conosco per niente questa realtà, quindi parlo in senso del tutto astratto. Ci sono situazioni in cui il nuovo amministratore non viene pensata in manutenzione del territorio. Lo dico perché è un fatto esplicito. Io se lavoro in una città, si chiama una politica, non è certo il massimo della manutenzione, in cui però l'unico pezzo di nostro ciclo non ha pensato alle strutture del territorio. Per carità, ma sulle valutazioni che fa lei, io non so, molti vedete, certamente intorno a noi c'è molta amministrazione. Non sarà il suo caso, ma riguarda l'amministrazione. Che intorno hanno quando addirittura succede una cosa che altrove non succede, c'è una specie di passaggio generazionale. Dopo le famiglie originarie vengono qui. È un po' diverso. Io su questo devo fare una domanda, dovevo farmi e farci una domanda. Ma come è fatto il mercato? Perché giustamente Stefano, quello serio, dice
Il mercato adesso ha una serie di strumenti tecnologici di intelligenza artificiale per informarsi, per programmare, per prenotare. Questi sono gli elementi forti, quello allo stato dello Stati Uniti. Ci si può informare, sta facendo informare, prenotare. Quello che però non scatta ancora nella logica di intelligenza artificiale è essere accorto. Perché lì c'è un gap forte, no? E io ve lo dico come lo vedo. Quando io vedo un'autoguida e mi dicono che devo applicare a un totem per prenotare, io non sono ancora in grado. E non molti sono in grado, e non vedo la gente, vedo la gente alla cassa. Quando vado alla trattoria, al ristorante, come abbiamo noi, e trovo che mi dicono qual è, non c'è da mangiare, dice guardi il QR code che c'è sul tavolo. Io non voglio dire che dice la no, però un po' sì. Infatti gli chiedo cosa c'è da mangiare, sì, perché io sono della tradizione. È vero, ho le KO, non so che stia dire. Io ho i figli che prenotano il delivery da online, adesso vado a guardare d'altra parte, è una generazione del passato, una generazione. Però la domanda di come è fatto il mercato, se ancora prevale l'aspetto tradizionale, quindi anche i ripetere quelli che hanno fatto l'esperienza di anni 5 tornano, o se prevale l'elemento innovativo, è ancora secondo me 3/4 in 4. Crescerà per carità perché i giorni tecnologici più infedeli sono più aperti alle novità. Poi dopo può anche darsi che pure loro si consolidino e poi abbiano le loro, facciano le loro scelte e arrivino a un certo punto che queste scelte diventano di tradizione. Mi racconto con un numero. I miei genitori credo che in tutta la loro vita abbiano fatto sì e no una vacanza. Una. Io da quando sono entrato sul mercato delle vacanze ne ho fatte in media 3 ogni anno. E siccome sono stato al mercato delle vacanze dai 14 ai attuali 70, ne ho fatte 3 moltiplicate per 65. Una roba così. Quindi vuol dire che io di vacanze ne ho comprate 180, adesso la sto facendo a stile. Non ne ho comprata una, io 100. Qual è la differenza? La differenza è che io non posso cambiare, non ho voglia di cambiare tutte le volte della destinazione, perché mi stufo anche in cercare. I miei figli lo fanno. Io quando vado sul mercato torno sempre qui. Non ho tutte le volte il tempo di cercare tutte le cose. Più o meno ho quello che si dice in termini marketing, consideration set, che è un elenco già fatto in testa, e per ogni tipo di prodotto prendo quello che ho consolidato e lo cambio questo prodotto solo in determinate occasioni particolari. C'è una ricerca bellissima sul mercato del caffè. Tutti gli italiani comprano sempre lo stesso caffè. Sembra assurdo, è così. Cambiano il prodotto solo quando c'è una promozione. Quando finisce la promozione ritornano al caffè. È un mercato estremamente statico. I venditori di caffè sono disperati. Infatti si devono diventare subito, tutti gli upgrade, tutti i play, tutti i primo prezzo e così via, e tutte le promozioni possibili immaginare. Noi di base, i consumatori umani, sono dei tradizionalisti. Una volta qui si sarebbe detto il sentiero del mondo, facciamo sempre la stessa strada. Arriviamo a un certo punto che senza scegliere tutte le volte tendiamo a fare la stessa strada. E quindi compriamo lo stesso caffè, e quindi ci sono addirittura, quando si cominciava a ragionare di marketing delle automobili, c'erano delle persone che comprano sempre la stessa marca. Fiat tutta la vita, Mercedes tutta la vita, adesso siamo molto più fedeli. Mattina però elettriche, non elettriche. Però tendenzialmente anche il mercato del turismo è fatto così, c'è l'onda lunga della tradizione. E poi ci sono le mode che cambiano. Allora il tema fondamentale è quando tu riesci a stare, a mantenere, conservare l'onda lunga, hai un certo tipo di successo. Però ti devi muovere anche sulle nuove. Ad esempio, cosa chiedi? Cosa chiedi un po'? Probabilmente chiedono molta più informazione, prenotazione e organizzazione prima, poi chiedono tutta assistenza qua. E qui c'è lo scambio, quando passa dalla tecnologia all'umano. Quello scatto lì va presidiato.
io volevo fare una domanda. Di quanto è semplice? Serio? Di quanto ChatGPT può proporre una struttura ricettiva al stato di un'altra, se è necessario anche fare abbonamenti, quindi essere iscritti, non so, in che modo può essere sollecitata ed essere proposta magari in itinerario, piuttosto che una cosa. Allora, in questo momento, oggi, per far comparire la nostra struttura, la nostra attività all'interno di ChatGPT o di qualsiasi large language model, non abbiamo una modalità per sottoporre la nostra struttura o la nostra realtà a ChatGPT. Non c'è una sorta di abbonamento plus, per dire, un'azienda un po' come avviene per Google, no? Possiamo registrare la nostra landing, questa roba non c'è. Quindi ad oggi quello che possiamo fare è lavorare sui contenuti del nostro sito web e sui contenuti dei social. Okay? Quindi far sì di farci trovare da questi algoritmi, così come ci possiamo trovare dall'algoritmo di Google, farci trovare anche dall'algoritmo di ChatGPT o di qualsiasi altra AI. In questo momento ci sono anche degli, come dire, degli escamotage tecnici, ok, che faccio fatica a spiegarti adesso, però se vuoi poi dopo insomma, mi passo i contatti da approfondiamo questo tema. Anzi, ti inserirò i miei contatti nella presentazione che poi vi verrà condivisa, quindi eventuali dubbi chiedete pure, insomma, oramai dormo 5 ore, quindi sono tutti. E quindi questo, ok? Devi farti trovare pronto cercando di curare i contenuti e descrivendoti nella maniera più vera e nella maniera più, come dire, autorevole possibile. Dico oggi e puntualizzo oggi perché anche sul fronte ChatGPT, io proprio di ChatGPT mi intendo con tutta quella sfera di strumenti, le cose cambieranno molto. Non è ancora ben chiaro quale sarà la direzione che stanno prendendo queste aziende, ma una cosa è certa, non si mantengono con gli abbonamenti che sottoscriviamo. Quindi per chi lo sottoscrive, nel senso che stanno continuando a chiudere puntualmente in perdita, ma prima o poi questa cosa dovrà finire. E solitamente questa cosa, com'è che finisce? Finisce quando iniziano ad inserirci la pubblicità. Quindi in questo momento si sentono molte voci, quindi su questa cosa non mi voglio sbilanciare, ma in un modo o nell'altro la pubblicità arriverà anche all'interno di ChatGPT. E da lì poi, chissà, non prevarrà solamente il contenuto, ma prevarranno delle logiche, che lo sa, magari di inserzioni, simili a quelle che vediamo sui social, molto facili che gli scenari diventino questi. Prego. Dare un progetto sull'utilità dal punto di vista del chi la dà e quello che dice l'utilità. Ecco, per dire che la produzione fondamentale è la conoscenza del territorio, la promozione del territorio e la valorizzazione. No? Naturalmente, detto questo, bisogna individuare le linee in cui si muove, le linee tematiche in cui si muove il nostro territorio, nelle tematiche del turismo. E poi approfittare di che percorso io, che devo dare ospitalità, devo individuare per cercare di trasmettere questo. Ed è il concetto del percorso fatto tramite anche l'intelligenza artificiale, che retribuisce meglio le mie conoscenze sul territorio, perché riesce a dare le mie conoscenze che io fisicamente non ho, per cercare di dare poi l'ospitalità. Però il problema è quello, in che termini io mi approccio con i viaggi ChatGPT, mi approccio quando
quelle cose che io già conosco, non riesco a sentirmele dire da ChatGPT, nel senso che da ChatGPT non può trasmettermi tutte quelle informazioni che io conosco del mio territorio, diciamo, vogliamo valorizzare e promuovere il Vittorio Veneto in città. Io per Vittorio Veneto città conosco, conosco come persona, anche gestore dell'ospitalità, fossi un albergo, fossi una gestione turistica, approccio, devo approcciare. Ho bisogno di avere un processo di gestione e di organizzazione di questo, che è quello che oggi manca. L'organizzazione fisica, organizzazione gestionale, no? Naturalmente supportata dalle varie associazioni, dalle istituzioni, però la domanda è questa: se non creiamo una struttura organizzativa in cui poi si inserisce la domanda dell'albergo, la domanda dell'albergo, la domanda cioè, e il supporto informatico conoscitivo, se non creiamo questa è la base di tutto, cioè la gestione dell'accoglienza. La gestione dell'accoglienza, certo che diventa un fatto, se vediamo la gestione dell'accoglienza non è, da una gestione dell'accoglienza, una gestione di turismo, da una gestione dell'accoglienza. Ma bisogna trovare un meccanismo, un percorso, un'organizzazione, una gestione, che è quella la domanda che oggi la cittadinanza, l'utente, il turista ha bisogno. Questa era una cosa un po' sì, poco informatica, un po' strutturate per me, una domanda. Io, guardate, posso dire una cosa, adesso mi ricollego sicuramente in parte a quello che lei sta chiedendo, ma di questo, io quest'estate sono andato in vacanza in Toscana, sono in Badia in Toscana, a un certo punto sono andato a fare una degustazione di olio e il titolare mi ha detto: guarda, ti mostro una cosa tecnologica che avevamo fatto, no? Non so perché, ma aveva capito che un po' bazzicavo in quel settore. E quindi mi ha mostrato questo video bellissimo che ha progettato, che mi ha proiettato sul network, ok? Dove parlava della storia della sua azienda e c'erano questi tre personaggi di cui c'era lui, c'era il padre e c'era il nonno e raccontavano la storia del territorio e la storia dell'azienda. Io l'ho guardato, sono rimasto così, no? Magari un conto è quello che vedi, un conto è poi conoscere la storia di quell'azienda, è estremamente affascinato. Quindi gli ho fatto i complimenti, ho detto: "Guarda, veramente bello, ora ho capito un po' di più quello che sto vedendo." Mi fa, grazie, mi fa piacere perché è stato impegnativo, è stato un investimento importante, no? E non è dubito su questo, è stato un investimento importante perché non ha utilizzato l'intelligenza artificiale. Ok, oggi questi video, queste cose qui le possiamo fare in maniera molto veloce, non si fanno in 5 minuti, non subito questo dubbio, ma non si fanno più in mesi come magari fino a pochi anni fa era il tempo necessario. Poi è chiaro che sono degli strumenti che ci abilitano a fare cose che prima non potevamo fare. Se io fossi venuto da voi nel ristorante, in termini di attività, e vi dicevo: facciamo un video che racconta la storia della vostra attività o il territorio dove lavoravate, mi diceva Stefano, ma come facciamo? Oggi invece questa cosa si può fare. Poi è chiaro che se questi strumenti sono anche utilizzati, come dire, dalla comunità, ok, o sono utilizzati in ruolo più strategico, è un acceleratore ancora più importante. Ma provato a fare, io ho provato a farlo per promuovere una città, per promuovere un luogo. Vengono, raccolgono tutte le informazioni, ti danno anche dalle tecnologie, però ti danno un'immagine sfocata di quella che è l'identità del territorio. Io per promuovere un meeting ho fatto un video di un'IA, però alla fine è riuscito, non so, la chiesa con il campanile doppio, come che uno poi di quella città vede la cosa di comunque.
Cioè diventa difficile riuscire a fare una cosa di questo genere, perché proprio la conoscenza, anche se lui legge tutte le fotografie, non riesce a dare l'immagine per il turista. Come tutte le cose, non possiamo aspettarci che in un battito d'ali le cose vengano fatte. Io tra l'altro dico anche questo, che con Aspom stiamo portando avanti il previso per diversi mesi, stiamo organizzando delle cose molto interessanti nel 2027, con una serie di incontri che riguardano il tema dell'intelligenza artificiale. Quindi la invito anche voi a continuare a seguirci, perché molte volte io mi diverto un sacco, non perché voglio fare il professore, perché ho dato stato in realtà, però ogni tanto mi trovo di fronte a non riusciamo a fare questa cosa e poi con i giusti accorgimenti, con la giusta esperienza, in breve tempo si riescono a realizzare cose sino a prima impensabili, no? Questa cosa mi capita spesso. È uno strumento nuovo, richiede un po' di sforzo e richiede conoscenze. C'era una domanda in fondo, prego. Ci siamo persi un microfono? C'è andato? Ah, cioè, perfetto. Bene. Vai. Buonasera. Allora, io sono una di quelle che stanno GPT la uso i disegnini, le caricature. Ecco. Però innanzitutto volevo ringraziare perché ha dato degli spunti veramente potenti per utilizzare questo strumento anche per quanto riguarda l'attività. Una domanda semplicissima che non ho svolto bene. Volevo chiedere, lei ha parlato di anche per il turista, no? Per organizzare il viaggio, di Mind Tree. Sì, esatto. È corretto? Esatto. Ma è tipo un'applicazione tipo ChatGPT? È tipo ChatGPT, ma è specifica per organizzare dei viaggi turistici. Quindi se io cerco su Google Play Mind Tree, lo trovo, giusto? Sì. Basta. Grazie. Stanno nascendo tantissime di applicazioni simili, ma proprio perché si prestano al mondo del turismo. Poi colgo la parola per dirvi anche un'altra cosa. Cioè il turista, così come il cliente in genere, utilizza ChatGPT e questi tool per informarsi. Quindi il cliente che vi entra quella porta è un cliente oggi molto più informato rispetto che un anno fa. Magari non vale per tutti, magari come ci sono tutte le eccezioni, come ci sono dei casi a sé. Però io sto raccogliendo come dire, molte persone che mi dicono, dall'avvocato al professionista, all'organizzatore di eventi, al ristoratore, quindi ma veramente i mondi più diversi, dove mi dicono, però sai che c'è che fino a poco tempo fa, nel momento in cui che so, consigliavo un vino o consigliavo come organizzare un evento, ero come dire, io sopra il palco, il cliente mi ascoltava, cioè, quello un più scarso, quello un po' più saccente, però come dire, ero io che detenevo la conoscenza, ero io che lo guidavo. Okay? Oggi invece le cose non sono proprio così, perché prima di sedersi magari fanno qualche interrogazione a ChatGPT e gli chiedono, che so, sono Vittorio Veneto, sono a Conegliano, quale vino ti consigli? Cosa ne pensi di questa cantina? Quale vino potrei abbinare a questo pasto? Quindi sono dei clienti che come dire, tendono ad informarsi di più. Ok? Poi anche qui, ripeto, la vera conoscenza, e soprattutto la conoscenza del territorio, oggi non si trova dietro questi strumenti. Quindi chi conosce veramente questi strumenti sa benissimo che si chiede un parere su un prodotto, il giudizio che viene dato su quel prodotto è dato dalle recensioni che ci sono online.
non è un giudizio di una persona che l'ha fatto. Quello che io credo molto a sottolineare è a sensibilizzare a questa cosa. Che se su TripAdvisor un certo ristorante ha 4.5 e un altro ristorante ha 4.5, non è detto che i voti, ma non è detto che in tutti e due si mangi bene, no? Ok? Quindi questa cosa io la capisco, magari mi leggo le recensioni, chiedo ad un amico, io poi ho le mie tecniche che non mi voglio svelare, come dire, che sono molto banali in realtà, però come dire, cerco un po' di capire effettivamente qual è l'ambiente, no? È accogliente, non è accogliente, ma l'intelligenza artificiale non ha e non avrà mai questo tipo di sensibilità. Quindi sì, si informano, però, come dire, è un'informazione molto, molto, molto parziale. Ecco. Io vorrei riprendere quel discorso molto importante, come faccio a farmi vedere. Perché è molto importante questo discorso? Scusate, un discorso molto importante, io ho la batteria scarica. Non solo il telefonino, il discorso molto importante come faccio a farmi vedere. Lo Stefano Serio ha appena detto che in sostanza ancora non si può comprare spazio sul ChatGPT. Finora, finché non si potrà comprare spazio sul ChatGPT, ci dobbiamo fidare delle altre strumenti tradizionali di Internet, che si chiamano notorietà, reputazione, recensioni oppure pareri tecnici. Perché finora è così. Pareri tecnici partono dal basso. Se lo dice la guida Michelin, è più autorevole che se lo dice il Tripapolare. A maggior ragione se stiamo parlando di uno sconosciuto, che voi trovate solo online. Quindi diciamo un'intelligenza collettiva intorno a dei critici seri, che possono essere cinematografici come enologici, che vengono riconosciuti dai critici. Ci fidiamo di più di Pinco Pallino, Verovelli una volta, Luca Maroni poi, Gambero Rosso, ma quello che vi pare a voi, che non di Stefano Landi, o peggio ancora di un anonimo online. Dopodiché, quindi, se seguiamo queste strade, queste vie maestre, noi diamo a ChatGPT un lago di informazioni più ricco e più orientato rispetto a quello che potete trovare genericamente. Però lì nel lago non ci siamo noi soltanto, ci sono milioni di pesci. Quindi è più difficile emergere. Dov'è che possiamo eventualmente cercare di emergere? Cercando di capire delle tendenze che magari sono più forti di altre. Se siamo gli unici, dico una cosa scherzosa, se siamo gli unici che a Vittorio Veneto hanno una linea per celiaci di alimentazione, è evidente che abbiamo un elemento in più, perché il celiaco verrà subito da noi. ChatGPT metterà in relazione la nostra ristorazione con la celiachia. Lo dico per capirci, perché poi le nicchie di mercato sono tantissime. Ci sono tante tendenze a cui potremmo cercare di andare dietro, ma non sono nate oggi. Oggi una delle major della consulenza dice che ormai il turismo è passato dal dove al perché. E questa è una cosa che al Censis si diceva nel 1984, dalle destinazioni alle motivazioni. Perché si viaggia? E qui adesso ne cito due, sono i grandi filoni. Il primo filone fondamentale scoppiato col Covid è l'outdoor. Adesso se tu non hai delle risorse di outdoor, hai un valore aggiunto in meno rispetto ad altri. Sappi che nel grande lago c'è gente che cerca dove poter correre, camminare, andare in bicicletta, fare sport all'aria aperta e così via. Perché? Non solo perché è una moda, ma perché tutti i medici del mondo dicono che bisogna camminare, andare all'aperto, fare attività aerobiche, mangiare meglio, eccetera, eccetera. Quindi siamo in un mainstream, non è un'ondina, non è un riccio, uno schizzo, è un'onda lunga che continuerà. Ricordiamocelo, perché se noi puntiamo su queste cose non possiamo sbagliare. Popolazione che invecchia, nutrizione sbagliata, raccomandazioni dei medici di fare una serie di cose. Quindi se non avete nessuna attività fisica da fare, avete un valore in meno rispetto ad altri. Lo dico perché è una delle tendenze fondamentali. La seconda che si vede benissimo negli ultimi anni è che, volente o nolente, con i soldi o non con i soldi,
la ricettività del turismo di lusso sta crescendo molto di più di quello che di lusso non è. Ma molto di più vuol dire che mentre il resto è fermo, quello di lusso cresce con una grande spinta. Questo vuol dire più capacità di spesa? Ma bisogna vedere, non necessariamente la nostra capacità di spesa, sicuramente la capacità di spesa dei turisti internazionali, quello sì. In Italia stiamo crescendo sempre di più gli stranieri e quelli che vengono hanno più soldi da spendere, vengono da paesi dove hanno più soldi da spendere. Tutto sommato, quelli, adesso la dico così, quelli degli anni 60 che andavano in Riviera cercando di spendere poco per andare al mare, hanno lasciato il posto ad altri che non vanno magari più in Riviera, no? Ma vanno in posti dove oramai i turisti devono tenerli a bada. Io vengo, lavoro in Costiera Amalfitana e posso garantire che a ottobre in Costiera Amalfitana non si passa neanche per la strada a camminare. E c'è un problema gigantesco di come queste destinazioni riescono a controllare le quantità, perché poi sono a fortissimo rischio anche di degenerazione delle qualità di queste di pezzi di piedi. Io non, cioè, o vengo con l'elicottero non riesco più a venire, neanche se potessi permettere. Lo dico per capirci, voi sapete, e siete protagonisti, del fatto che in sostanza in Italia non crescono più il numero degli alberghi o le stanze degli alberghi, ma crescono tutte le altre forme di ricettività. È un dato di fatto, no? Gli alberghi erano 40.000 quando ho cominciato a occuparmi del turismo, adesso sono 30.000 e non crescono. Ne crescono in termini qualitativi, nel senso che chiudono tanti piccoli alberghi a una stella e aprono sempre di più di alberghi, ma concentrati. Dove? Nelle grandi destinazioni di turismo internazionale, ricordiamoci di nuovo, che poi sono diventate anche dei luoghi di concentrazione degli investimenti. Addirittura è un quadro che forse non è così chiaro. Ci sono alcune destinazioni che ancora continuano a spingere nella notorietà internazionale, perché se lo possono permettere o non possono fare altro. Napoli è una di queste, Milano è una di queste, Roma è una di queste. Ci sono due altre destinazioni che invece gli hanno già dato una frenata, che si chiamano Venezia e Firenze. Quindi se anche voi andate a vedere il mondo dell'awareness, queste tre, le prime tre che ho detto, Napoli, Milano e Roma, continuano a correre, le altre due sono ferme, non stanno più investendo nella notorietà. Non gli conviene, perché hanno già una saturazione sostanziale, addirittura un eccesso con dei problemi sociali che sapete si porta appresso l'eccesso di turisti. Lo dico perché un altro elemento fondamentale che noi vediamo sempre guardiamo le onde lunghe, se guardiamo le onde lunghe, è che in Italia stanno tornando indietro o andando indietro le forme di intermediazione turistica tradizionale. Grazie a cosa? Grazie a tanti sistemi e grazie ai nuovi entranti che negli ultimi 15 anni, che si chiamano Airbnb, che si chiamano Booking.com, li hanno sostanzialmente mangiato nel piatto. Mi hanno tolto alcuni elementi fondamentali, per cui se io mi voglio informare, tendenzialmente non vado a un'agenzia di viaggio. Se io voglio comprare un treno o un aereo, tendenzialmente non vado in un'agenzia di viaggio. Allora, se voglio comprare un pacchetto turistico per andare alle Maldive, forse, ma questo non è più tutto il mercato, è un mercato che si estende. Può anche darsi che io vada a comprare il pacchetto per le Maldive o le crociere direttamente sul sito del tour operator straniero, della compagnia di crociere straniera. Che vuol dire anche che abbiamo spostato una grossa fetta di valore aggiunto fuori dal nostro paese, perché questi centrali non è detto che siano italiani, perché la Carnival Cruise non è italiana, perché la MSC Crociere, anche se la sede fisica è a Napoli, ha la sede di Lussemburgo, e tutti i punti. Posso continuare, adesso se volete c'è uno studio della Confcommercio evidentissimo che dice quanto valore abbiamo lasciato nelle tasche di qualcun altro vendendo il nostro turismo. Lo dico perché sono delle tendenze complessive, ne dico solo un'altra che invece è potentissima e che ritorna, io ve la dico sempre con riferimento a voi. E noi siamo in 5 in famiglia, sono 15 anni che non abbiamo più la macchina, abbiamo 2 moto e i figli prendono tutti, io stesso, andiamo tutti in mezzi a noleggio. Siamo strani? Beh, insomma, parliamone. I noleggi di tutti i mezzi di locomozione sono in crescita enorme. Perché? Perché le persone sono abituate non più a partire dall'Inghilterra col camper e andare in Sicilia, sono abituate a partire dall'Inghilterra in aereo e prendere una macchina o un monopattino o un Uber o quel diavolo che gli pare. È cambiato completamente. La vacanza lunga è diventata una serie di micro vacanze. Noi dobbiamo occuparci di quest'ultimo miglio. Se siamo forti, abbiamo dei vantaggi in più.
Se voi andate nel centro di una qualunque città, addirittura ci sono delle città che hanno posto i divieti agli affitti. Appunto, Venezia e Firenze. Sapete che Venezia e Firenze, essendo più sofferenti per l'eccesso di turismo, sono anche quelle più dure nel trattenimento. A Venezia non si può andare con mezzi che non siano vieti, è vietato. A Firenze una serie di mezzi sono stati vietati, ad esempio i taxi elettrici, le golf car, perché non sono coerenti con lo spirito della città, perché invadono una serie di spazi che invece devono essere fruiti in un altro modo e così via. Lo dico perché poi se invece andate al centro di Roma trovate di tutto. Volete prendere in affitto un monodisco, non so neanche come si chiama, un unicorno, un monopattino con una ruota sola, c'è. Volete prendere in affitto una golf car da 12 persone, c'è. Volete che uno vi prenda in spalla per qualche giro? Magari c'è anche quello. Una volta c'erano i risciò con un ciclista che pedalava a Roma, adesso li hanno tolti, questo che rispetto ai poveri ciclisti che si massacravano. Però per dirvi, questo passaggio, che bisogna arrivare velocemente sulle medie e poi potersi muovere liberamente lì, ha comportato che in Italia noi abbiamo delle immensità delle praterie di lavoro in questi campi. Un'altra prateria di lavoro che ancora non riusciamo a riconoscere, ma sta arrivando, sono le professioni di accompagnamento. Perché io ho fatto tutto, il turista americano ha fatto tutto online, poi arriva e ha bisogno di qualcuno che gli dica nella sua lingua che quel negozio è buono, che quella trattoria è buona, che può fare la spesa in quel mercato lì. E se poi ci apre lì, vedete, qui sono delle figure completamente nuove. Guide, io le chiamo guide, una volta pensavamo che le guide fossero solo quelle che mostravano il Louvre o chissà che cosa, o la Foscari o il museo o il Senato di Leonardo. Adesso le guide sono quelle che ti portano nel territorio, guide ambientali escursionisti, che ti portano in giro in bicicletta, che ti portano a fare parapendio, che ti portano a fare tutti gli sport che sono di nuovo dei ganci fondamentali per quell'outdoor che dicevamo prima. Poi se queste robe si combinano anche, se sono anche sport di lusso, allora hanno anche un altissimo valore aggiunto. Tenete presente che le guide non sono mica gratis, prendono giustamente delle buone remunerazioni, magari hanno il problema di saturare le proprie giornate. Nell'ultima, una cosa che hanno fatto, mi sembra, l'altro ieri, in Trentino è questa. Hanno praticamente promosso il fatto che i maestri di sci possano fare da guide per tutte le altre forme di fruizione del territorio nelle stagioni in cui non si scia. Perché sono esperti nel territorio, sanno tutto, quasi tutto quello che serve, sanno il pronto soccorso, le lingue, eccetera, eccetera. Perché non dovrebbero, ad esempio, accompagnare le persone a conoscere come funziona una stalla o una malga e poi ci vivono lì di bianco? E quindi c'è un ampliamento anche di questa professionalità che va in una direzione molto importante. Peraltro, vi ricordo questo passaggio. Alto Adige, Trentino e Veneto, per l'ultimo piano strategico, si sono posti l'obiettivo di avere un turismo aperto tutto l'anno. L'Alto Adige oramai non ci sono quasi più i contratti di lavoro stagionali, perché il problema vero è tenere i lavoratori, trattenere i lavoratori. È un problema generale, perché i lavoratori con la loro presenza, con il loro tocco umano, sono quelli che fanno la qualità e il valore aggiunto del turismo. Una volta scelto online, però lì è il lavoratore che fa la differenza, il sorriso e che ti riconosce, magari anche l'assistente che ti ricorda, gli ricorda a partire dal viso come si chiama quella persona. I lavoratori sono un elemento fondamentale. In Veneto il primo punto del piano strategico regionale è come si fa a trattenere i lavoratori sul territorio. Perché i lavoratori del turismo hanno un turnover di circa un terzo anno dopo anno e invece vanno fidelizzati gli stessi lavoratori e ci sono molte cose in ballo, in corso. Teniamo presente, e lo dico per così, che in Italia col Covid nell'anno 2000 abbiamo perso 500.000 lavoratori del turismo che sono andati in un altro settore. 500.000. La maggior parte sono andati nei trasporti, nel sistema del delivery, che è cresciuto pazzescamente. Il delivery di tutto. Ho finito la batteria. Ho finito anche quello che dovevo dirvi. Il delivery è cresciuto e ha rubato lavoratori al turismo. Perché? Perché ha dato più stabilità. E noi adesso dobbiamo recuperare perché ne abbiamo bisogno. Finito. Grazie.
Adesso devo recuperare il Ok. gelato. Se ci sono questioni, Sì, domande, se c'è qualche altra domanda, se no, quindi insomma, di affrontarla assieme. Altrimenti mi ricollego con una battuta a quello che hai appena detto, Stefano, che è chiaro che il tema del personale è un tema fondamentale, ma ripeto, io parlo con lavoro in molti settori, parlo con molte aziende ed è un tema assolutamente sentito da tutti. Le tecnologie in questo caso, ovviamente dal mio punto di vista, possono essere una risposta parziale a questo problema, ma se non altro ci possono aiutare in quelle che sono, ripeto, alcune attività più semplici, alcune attività ripetitive, e dall'altra parte possono anche aiutarci nell'avere forse anche una gestione più ordinata del personale. Oggi chiaramente non vi ho potuto riversare per le mie ricerche e analisi che ho fatto in quest'ultimo anno, sono stata qua in mezzanotte, per cose che in realtà ci hanno dato piacevole, per una serie di motivazioni. Ma una delle ricerche che mi vengono in mente in merito a questo discorso è relativa al fatto che negli ambienti dove viene utilizzata l'intelligenza artificiale il grado di soddisfazione da parte dei dipendenti è mediamente più alto. Perché? Perché aiuta a risolvere una serie di situazioni di urgenze, di situazioni stressanti, di attività noiose, a basso valore aggiunto che non valorizzano la persona, quindi sono demandate in parte all'intelligenza artificiale, e questo crea un ambiente di lavoro nel quale è più piacevole stare. Ad oggi sappiamo quanto le nuove generazioni sono attente non solamente allo stipendio, ma anche a tutti quelli che sono, diciamo, i contorni del lavoro, quindi sono valorizzati al bilanciamento tra lavoro, vita personale, crescita, formazione. Oggi riuscire ad attrarre talento, riuscire a trattenere il personale diventa una combinazione di tutti questi elementi. È chiaro che aziende strutturate hanno un ufficio human resources che si occupa di questo, non può essere appannaggio di tutti avere una o più persone che si occupano di valorizzare il personale e i talenti, però qualcosa dobbiamo pure inventarcelo, no? Quindi ancora una volta, non vorrei che questo fosse ma in parte un po' lo è, cerchiamo di capire effettivamente non solo l'intelligenza artificiale, ma in genere la tecnologia come ci può aiutare in questo. Ora, non ho voluto mettere troppa carne al fuoco perché mi sembrava di averla già messa abbastanza, ma c'è anche tutto un tema relativo alla robotica che sta avanzando, tema che nel momento in cui lo dico, non vado a vedere il cavolo Stefano, già stiamo litigando con ChatGPT, lasciaci un po' respirare, magari della robotica ne parliamo la prossima volta, molto volentieri, però voi considerate che ad oggi se io volessi farmi accompagnare da un robot, dovrei investire un qualcosa come $16.000. Ora parlo di un robot umanoide, perché i robot insomma, che camminano e che fanno cose al posto nostro. Sono andate alla ribalta sempre grazie ai social, perché non so perché, ma ogni volta che esce un nuovo modello di robot lo menano come se non ci fosse un domani. Non è tanto questo, ma è quanto per far capire quanto sono in grado di stare in equilibrio oggi, no? Chiaramente. Il tema dei robot è un tema con cui inizieremo a fare i conti, perché iniziano ad avere un costo non più proibitivo, non più allucinante. Se avessi pagato un robot anche solo 3 anni fa, abbiamo parlato di cifre probabilmente 10-20 volte superiori a queste, e l'intelligenza artificiale perché va a braccetto con la robotica, perché dentro al cranio di questi robot, nel cuore di questi robot, ci sono sistemi
di intelligenza artificiale, che già, e lo abbiamo visto assieme, no? Nella prova che abbiamo fatto in pochi minuti, già sono in grado di parlare molto bene, vi assicuro che sono in grado anche di vedere molto bene, e applica questa roba a delle leve meccaniche e poi capire bene come in realtà un domani potremo avere dei robot che magari ci aiutano nella cucina, ci aiutano a portare dei pesi, ci aiutano a fare tutta una serie di attività, magari di fatica, magari noiose, magari anche complesse, che quindi oggi non facciamo o non vogliamo fare e che domani non potremmo fare per via dell'invecchiamento demografico e anche per via del fatto che certi lavori giovani proprio non vogliono farli. Ok? Quindi, come sempre, la tecnologia oggi, così come 20 anni fa, così come è sempre stato, offre degli scenari assolutamente interessanti. Da vedere è una sfida per riuscire a stare dietro questa tecnologia. Io, insomma, ci lavoro da quando ho 20 anni, da più di 20 anni lavoro nell'ambito tecnologico, è sempre stato ritenuto un ambito veloce, chiaramente è così, ma oggi stiamo arrivando a un livello dove è veramente difficile riuscire a starci dietro, anche da parte di come me che faccio questo costantemente tutti i giorni. Ma ci sono quelle evoluzioni talmente ampie, veloci e repentine che l'unico modo che abbiamo per difenderci e non subirlo completamente è quello di formarci e di restare a passo con i tempi. Non dico già immaginarci come potrebbe cambiare il nostro lavoro utilizzando dei robot, sembra un po' prematuro, però quantomeno sapere che questa cosa c'è, sapere quantomeno incuriosirci, capire l'intelligenza artificiale come viene utilizzata nel nostro settore. Io oggi non l'ho detto, ma guardate, uno dei punti chiave oggi è la collaborazione, quindi sia all'interno delle aziende è fondamentale il dialogo tra tutte le funzioni aziendali e così anche come tra chi fa il vostro stesso lavoro, perché magari un vostro collega potrebbe aver avuto quell'intuizione o quell'utilizzo dell'intelligenza artificiale che a voi non è ancora venuto in mente. Quindi in questo caso sì, il gioco di squadra aiuta, proprio perché le cose stanno avanzando molto velocemente. Vi do giusto ma giusto per darvi il termometro della situazione, cioè io questa mattina ero in un'azienda alla quale ho fatto un corso sull'AI in luglio e mi hanno chiamato, è stato un po' venire da noi qualche ora a raccontarci rispetto a luglio che news ci sono state. Beh, sono rimasto da loro 4 ore, ho provato 4 ore ininterrottamente. A un certo punto ho bisogno di una pausa, di un caffè, ma voglia di provate ad immaginarvi che in soli 3 mesi sostanzialmente quanti aggiornamenti ci sono stati, e non sono entrato nel dettaglio, cioè vi ho dato i titoli delle cose nuove, ok? Quindi per difenderci dobbiamo studiarla, questa cosa, abbandonare un po' di barriere che ci costruiamo. So benissimo che non è la risposta a tutto, so benissimo che non si sostituirà a noi, ai nostri ragionamenti, al nostro know-how, ed è giusto che sia così, ma dall'altra parte abbiamo tra le mani, lasciatemi fare un paragone, un sacco di colpe di un Svizzera, no? Ci possiamo fare un sacco di cose, cerchiamo di non tagliarci e cerchiamo veramente di ottenere il massimo. E in questo momento, anche in Italia, iniziano ad esserci anche delle realtà, anche dei singoli, che hanno approcciato questa tecnologia con un approccio molto, molto aperto come mentalità e ad oggi, dopo magari 6 mesi, un anno di studio, piccoli esperimenti, eccetera, iniziano veramente ad apprezzarne quelli che sono i benefici. Vi ho anche dato un'altra informazione, è un qualcosa che non si applica in 2 settimane.
quando dicono, magari faccio una presentazione come questa, che sento dire, bene, da domani in azienda o da domani abbonamento a ChatGPT a tutti quanti, tutti lavoriamo con ChatGPT, dico no, ma cioè, grazie per l'entusiasmo che ho suscitato, guarda è quello che volevo, però fermi, facciamo dei passi, focalizziamo, ma prima di tutto a cosa ci può servire questa cosa, poi sperimentiamolo e poi applichiamolo su larga scala. Volevi dire qualcosa? Grazie Stefano. Sì, no, volevo solo dire, primo, vediamo se non ci sono altre domande, visto che siamo nei tempi, siamo bravi, adesso abbiamo ancora un programma impegnativo. Primo, che venerdì 28 novembre ci vediamo a Villa Brandolini, Pieve di Soligo, convegno finale, consegna dei patentini. Secondo, che ringraziamo i presidenti di Ascom, Vittorio Veneto e la sindaca, che adesso non c'è più, ma che ci ha assistito fino adesso, Gigino Longo, che adesso ci assisterà per quanto riguarda la visita guidata al museo, ma fermatevi qua. Fermatevi qua perché ci lasciamo con un proverbio arabo. La premessa del proverbio è questa. Noi stiamo già vivendo questa epoca di cui parla Stefano Serio. Amazon, se non vado errato, ha 500.000 robot e 1.500.000 lavoratori nel mondo. Non so se poi sposteranno il peso da una parte e da un'altra, al momento c'è una convivenza, c'è una sorta di modello misto. Quali sono i rischi dei modelli estremi? Uno viene chiamato tecnocentrico. Occhio che il modello tecnocentrico, in cui ci sono solo macchine, pretende, cioè sta in piedi se riesce a creare quella performance che diceva prima Stefano, e quindi si riesce a creare meno costi, più efficienza e meno costi. Questo è, perché se no, chi cavolo me lo fa fare a me di vivere in un mondo di macchine o farmi ospitare da un mondo di macchine? Se avete mai conosciuto un albergo automatico, capite di quale orrore io sto parlando. E mio figlio l'ha conosciuto e insomma è tornato piuttosto scioccato, però è un problema di soldi e quindi ha speso poco dormendo in Giappone in un aeroporto. Secondo modello si chiama antropocentrico, siamo noi, è la storia da cui veniamo. Antropocentrico vuol dire che diamo valore con le nostre persone, ma dobbiamo anche farlo bene, perché se l'antropocentrico è fatto male, se le persone sono sgarbate o non gli va di fare il loro lavoro, non funziona il modello antropocentrico, non viene riconosciuto il valore, che vuol dire che dobbiamo imparare a pagarci di più e a pagare di più i nostri lavoratori, perché se no non sono felici nel lavoro che fanno. Il proverbio con cui vi lascio è questo: se all'inferno non ci fosse, no, mi sbaglio sempre, scusate, ho un'inversione mentale, se in paradiso non ci fosse nessuno, sarebbe un inferno. Grazie.